Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG che apriamo con quanto accaduto a Roberto Baggio e caccia ai banditi che hanno assaltato la sua villa di Altavilla Vicentina. I carabinieri hanno raccolto le dichiarazioni del campione e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Adesso le indagini puntano a far luce sull'operazione del comando criminale che ha sorpreso la famiglia di Roberto Baggio, lo ha picchiato, sequestrato e rapinato. Caccia al comando criminale. Ad Altavilla Vicentina, il giorno dopo l'assalto alla villa di Roberto Baggio, c'è tensione nell'aria. I carabinieri di Vicenza stanno conducendo le indagini col sostegno del ROS, il raggruppamento operativo speciale per i crimini violenti, e il RIS, il reparto investigazioni scientifiche, che sarà prezioso nella ricerca di eventuali impronte digitali e tracce organiche. Si parte dalla ricostruzione dei fatti. Il campione vive sulle colline di Valmarana, in una casa isolata, in mezzo alla campagna e ai boschi. Ed è qui che nell'estate degli europei di calcio, proprio durante Italia-Spagna, alle 10 di sera, mentre il Divin Codino sta guardando il match con la sua famiglia e i tifosi azzurri rimpiangono i tempi in cui c'era lui a decidere le partite, i banditi fanno irruzione. È appena iniziato l'intervallo quando improvvisamente Baggio si trova di fronte due individui vestiti di scuro con guanti e passamontagna. Prova ad affrontarli, vuole difendere sua moglie, i figli, la suocera, cerca di colpire i banditi ma ne entrano altri due, poi un quinto. Fuori c'è un altro che fa il palo. Sono stranieri, armati, l'aggressione è fulminea, i criminali lo immobilizzano e lo colpiscono violentemente col calcio di una pistola sulla fronte. Finisce a terra e viene rinchiuso in una stanza con la moglie, i figli e la suocera. I banditi svaligiano la casa e poi fuggono, portandosi via soldi e oggetti preziosi. Perdono tempo a rompere serrature e catene che proteggono i fucili da caccia, ma lasciano nella sua teca il prezioso pallone d'oro. È alla portata, ma non lo prendono. Forse è troppo difficile da rivendere, forse non vogliono oltraggiare il campione più amato. Dopo 40 minuti Roberto Baggio riesce a sfondare la porta e a lanciare l'allarme. In ospedale ad Arzignano gli danno 6 punti di sutura. La ferita è evidente quando esce dal comando dei carabinieri di Vicenza. Le indagini si avvalgono anche delle telecamere di sicurezza della zona, si cercano tracce, indizi. Da questo punto di vista potrebbero essere valutate alcune segnalazioni fatte da chi vive nella zona. Magari sono solo sensazioni, impressioni, ma potrebbero anche essere elementi utili al lavoro degli investigatori. Con i carabinieri e anche con la polizia locale c'è sempre un bel interagire, e quindi io avevo anche segnalato un episodio un po' particolare che mi sembrava sospetto, no? E anche un mio cugino aveva avuto un'altra sensazione di persone che passavano senza apparente motivo per le vie, diciamo, per le vie del paese. Di certo ad Altavilla una rapina del genere non ha precedenti e i banditi si sono mossi dando la sensazione di essere professionisti del crimine e di aver pianificato tutto con precisione, ma forse non sapevano che la villa presa d'assalto fosse quella del grande campione. Questa è stata una spedizione militare proprio organizzata da criminalità con la C maiuscola, questi 5 persone, una task force armata che ha tenuto in scacco per un bel po' di tempo tutta una famiglia. Ecco, una cosa mai vista e mai sentita da queste parti. Sono diversi i punti ancora non chiari, non si capisce da dove siano entrati i banditi, gli investigatori non avrebbero riscontrato segni di effrazione su finestre e porte. I fucili da caccia razziati poi sarebbero stati abbandonati dai rapinatori in fuga. Il paese si è stretto attorno al campione e alla sua famiglia e anche il mondo del calcio rivolge un pensiero all'uomo, al giocatore pallone d'oro del 1993. Dalla Germania, dove si disputano gli europei, un messaggio a Roberto Baggio. Il vile episodio dell'aggressione a Roberto Baggio ha colpito ovviamente anche tutti nel ritiro di Iserlohn. I giocatori, mister Spalletti e il presidente Gravina, sono rimasti molto scossi di quello che è successo e hanno portato la loro solidarietà, la loro vicinanza a Roberto Baggio e alla sua famiglia. Naturalmente forte lo sconcerto, lo shock tra gli abitanti di Altavilla Vicentina che hanno espresso la loro solidarietà a Roberto Baggio. È un grandissimo campione Baggio, è il mio preferito fra l'altro, perché ha giocato anche a Firenze. Guardi che i fiorentini per voler bene a una persona ce ne vuole.
Quindi c'è dispiacere per quel che Mi è accade? dispiaciuto moltissimo. D'altra parte viene da reagire distinto. Lo vede raramente, però è un grande campione a cui tutti sono affezionati. Beh certo, sì, tutti. Siamo tutti affezionati perché è un nostro vicentino, anche se ha fatto poco nel Vicenza perché è stato richiesto subito e quindi... Però è un simbolo. Ce l'hanno portato via e quindi... ma è sempre un grande campione per noi. E quindi tutta la cittadinanza esprime un po' la vicinanza anche per quello che è successo. Sì, certo, anche se non sono informato bene perché non lo so, però insomma la vicinanza in queste cose sempre. Conoscete Baggio, che è un po' il simbolo di questa città? Sì, certo, lo conosciamo. Ogni tanto viene in negozio. E lei ha saputo stanotte cosa è successo? Sì, ho saputo e ci dispiace molto perché è una cosa brutta che è successa in paese. Ecco, e cosa vi sentite di dire alla famiglia, visto che oramai sono anche amici? Ma che ci dispiace molto e che speriamo non succeda mai più una cosa del genere e che gli siamo vicini. Lui è molto carino, molto cortese, io abito alla Perara, lui viene spesso alla Sagreta della Perara e era ospite anche nei giorni precedenti. Ecco, anche a me dispiace molto e spero insomma che non succedano più queste cose. Mandiamo un abbraccio a tutti. Per voi qui lui rappresenta proprio il simbolo, oltre che dell'Italia in termini calcistici, ma proprio il simbolo di Altavilla. Sì, esatto, è uno di noi, diciamo così. Quello sì. Assolutamente, dispiace perché comunque fa parte della comunità di Altavilla Vicentina, quindi siamo vicini, dispiace perché comunque lui si è sempre dimostrato umano con tutti i tifosi che vanno dietro la porta a bussarli, quindi ovviamente dispiace ancora di più dal punto di vista umano, ecco. Quindi un grande abbraccio a lui e a tutta la famiglia. Lei tiene il codino proprio per omaggio a Roberto Baggio? Sì, esatto, sì, perché è stato un mio idolo. Anch'io giocavo a calcio e mi dispiace che è successa questa cosa. Spero che stiano tutti bene. E poi tra l'altro voi qui lo vedete spesso anche alle sagre o alle iniziative per i bambini. Lo vedo passare in macchina, sono stato anche a casa sua, ma ecco, spero che non gli sia successo niente e che insomma, per quel che sono i soldi che lasci perdere, insomma, che non sia successo niente. Queste dunque le voci dei residenti di Altavilla Vicentina, scossi per quanto accaduto a Roberto Baggio, questo raid violento di malviventi nella sua abitazione, ma furti se ne stanno verificando anche in altre località del Veneto. A Vigonza, per esempio, noi adesso ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani, che collaborazione tecnica di Francesco Ratai ci racconta di una raffica di furti nelle case. Buongiorno Chiara. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Ti confermo, con il collega Francesco Ratai ci troviamo in questa zona, siamo per la precisione nella frazione di Codiverno, come vedete una zona di aperta campagna, ed è proprio questa una delle vie che sono state scelte da una banda di ladri, pare siano 4-5 persone in azione da più o meno una settimana, non solo nel comune di Vigonza ma anche nel comune vicino di Cadoneghe e poi pare anche a Campodarsego. Queste notizie ce le ha date il primo cittadino attraverso ovviamente i carabinieri, che stanno mettendo anche sull'attenti tutte le persone. Uno tra i furti più brutti insomma che si sono verificati ha coinvolto, pensate, una signora di 90 anni che in quel momento era in casa da sola intorno alle 20, quindi non stiamo parlando di un orario di notte fonda. Il figlio con la moglie erano andati fuori a cena e lei si è trovata faccia a faccia con i ladri, che per fortuna sono fuggiti non prima di aver tentato, pensate, addirittura di estrarre una cassaforte dal muro con un piede di porco. L'anziana, appunto, avvertito il rumore, era andata a cercare di capire che cosa fosse accaduto e ovviamente la preoccupazione va alla sua incolumità. E ladri sono entrati in azione più o meno con un copione simile a quanto accaduto a Roberto Baggio in un'altra zona del comune di Vigonza, nella frazione di Pionca, e sono entrati appunto nella casa, tra l'altro di un ex primo cittadino, mentre lui stava guardando la partita.
Un bottino molto scarso nella maggior parte delle situazioni che vi abbiamo raccontato, ma c'è questa batteria di ladri proprio in azione in queste zone. Ovviamente noi cercheremo anche di avvicinare qualche residente per capire se c'è paura, se c'è allarme, e speriamo di raccontarvi tutto nelle edizioni di questa sera. Ringrazio Francesco Ratai e ti restituisco la linea, Filippo. Grazie a Chiara Gaiani in collegamento da Vigonza con la collaborazione tecnica di Francesco Ratai. Noi continuiamo allora con la cronaca. Un sacerdote di 80 anni, padre Luigi Bassetto, sarebbe morto durante un ricovero in ospedale a Feltre. Ci siamo spostati nel Bellunese per colpa di un infermiere che avrebbe iniettato una dose di morfina 10 volte superiore a quella prescritta dal medico. E quanto sospetta la Procura della Repubblica di Belluno sulla scorta della relazione trasmessa dalla stessa direzione sanitaria. Per questa ragione è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo un infermiere di 45 anni ed è stata disposta l'autopsia. L'incarico sarà conferito lunedì mattina all'anatomopatologo Antonello Cirnelli. Bassetto risiedeva in una frazione del comune di Setteville, sempre in provincia di Belluno, ed è morto il 19 giugno scorso nel reparto di medicina dell'ospedale di Feltre. Nei primi giorni di giugno venne ricoverato per uno scompenso cardiaco. Ed ora ci occupiamo dell'omicidio di Giulia Cecchettin, perché è stato diffuso il contenuto degli interrogatori di Filippo Turetta. Per ora niente. Allora... L'ho uccisa guardandola negli occhi, voleva vivere senza di me. È forse questa la frase più terribile tra le tante troppe pronunciate da Filippo Turetta durante l'interrogatorio, finora l'unico, sostenuto al carcere di Verona. Un racconto dell'orrore, quello del giovane, contenuto nel verbale diffuso nelle scorse ore dalla trasmissione Quarto Grado. Tra le pagine anche i dettagli della mattanza, con l'ultima coltellata, la 75esima, inferta sull'occhio di Giulia. Turetta torna a quella maledetta serata dell'11 novembre e restituisce una sequenza angosciante di parole e azioni, emozioni estreme, rabbia, gelosia. Ma andiamo con ordine. Dopo lo shopping e la cena alla nave De Vero, Filippo e Giulia salgono in macchina. È da qui che inizia l'inferno. La prima tappa nel parcheggio a 150 metri dalla casa della ragazza a Vigonovo. Volevo darle un regalo, una scimmietta mostriciattolo, racconta Turetta, che con sé nello zainetto aveva altri regali, una seconda scimmietta, una piccola lampada, un libretto di illustrazione, quel volumetto Anche i mostri si lavano i denti, trovato poi vicino al cadavere di Giulia, appassionata di fumetti e che sognava di fare l'illustratrice. Ma i mostri, quelli veri, in questa storia stanno altrove e si scatenano quando la ragazza non accetta la scimmietta, dicendo a Turetta di essere troppo dipendente, troppo appiccicoso. Giulia, riferisce il 22enne nell'interrogatorio, voleva andare avanti e si stava sentendo con un altro ragazzo. Filippo a questo punto urla, dice che non è giusto, che ha bisogno di lei, che altrimenti si sarebbe suicidato. Giulia a sua volta scandisce a chiare lettere che mai sarebbe tornata con lui e lo manda a quel paese. Sei matto, lasciami in pace, dice scendendo dall'auto e andandosene. È qui che Filippo la rincorre per la prima volta, armato di un coltello tenuto nella tasca posteriore del sedile. Lei urla, cade, sbatte la testa, lui l'afferra e le dà un colpo sul braccio. Il coltello si spezza, la carica sul sedile posteriore. Filippo davanti al PM si definisce molto arrabbiato ed è con quella rabbia che prosegue la sua folle corsa. 4 chilometri ancora e l'arrivo nella zona industriale di Fossò. Cosa stai facendo? Sei pazzo? Lasciami andare, dice Giulia, toccandosi la testa per il dolore. Filippo non desiste, estrae lo scotch per chiuderle la bocca. Sono momenti concitati. Giulia riesce a fuggire di nuovo. La scena di qualche minuto prima si ripete, ma la violenza è maggiore, irrefrenabile. Turetta estrae un secondo coltello, la rincorre e la raggiunge. È la mattanza. Volevo colpirla al collo, alle spalle, sulla testa, sulla faccia e poi sulle braccia, afferma. Alla fine l'autopsia conta 75 fendenti. Mi ricordo che era rivolta all'insù, verso di me, si proteggeva con le braccia, l'ultima coltellata che le ho dato era sull'occhio. Giulia era come se non ci fosse più, l'ho caricata sui sedili posteriori e siamo partiti. Avevo i vestiti sporchi del suo sangue, la missione del 22enne, che poi si sbarazzerà del corpo della Cecchettin a Barcis per proseguire la sua fuga verso la Germania. Dice di aver tentato il suicidio Turetta, di aver usato un sacchetto e di essersi stordito con la sambuca, come effetto solo il vomito.
Veneto. Allora ho riacceso il telefono, riferisce il 22enne, cercavo notizie che mi facessero stare abbastanza male da avere il coraggio per suicidarmi, ma ho letto che i miei genitori speravano di trovarmi ancora vivo e ciò ha avuto l'effetto opposto. Mi sono rassegnato a non suicidarmi più e a essere arrestato. Nell'interrogatorio Turetta fa intendere di aver agito d'impeto, lo scotch lo tenevo sempre in macchina, i coltelli anche perché avevo pensieri suicidi, lo stesso per il cibo e i vestiti usati durante la fuga, pure questa sarebbe stata una sua abitudine. Non solo, lo scotch, aggiunge Turetta, serviva per attaccare il papiro di Giulia che di lì a 5 giorni si sarebbe dovuta laureare. Questa è la versione di Filippo a poche settimane dall'udienza preliminare fissata per il 15 e 18 luglio, quando per la prima volta dovrebbe entrare in un'aula di giustizia. Torneremo ad occuparci di cronaca con altri fatti che si sono verificati e che si stanno verificando in Veneto in queste ore, però per il momento per un attimo voltiamo pagina e parliamo della bella stagione che ha portato con sé anche numerosi turisti in varie località del Veneto. Noi in questo momento ci colleghiamo con Bassano del Grappa, dove i dati delle presenze in città sono in crescita, ma ci racconta tutto Mirko Cavallin con la collaborazione tecnica di Renzo Rigoni. Buongiorno Mirko. Buongiorno Filippo, bentrovati a tutti i telespettatori di Rete Veneta. I numeri ufficiali li avremo fra qualche mese, una volta elaborati dal Ministero del Turismo. La sensazione però netta che abbiamo avuto facendo un giro stamattina è che effettivamente ci sia tanta gente, tanti stranieri. Oggi è anche giorno di mercato in più, ma è un giugno che nonostante il maltempo insomma sta diventando un mese sempre più turistico. Alberto Borriero è presidente di Bassano, della Confcommercio. È una sensazione che lei conferma? Confermo, anche perché abbiamo modo di parlare molto con i turisti che stanno visitando i nostri negozi ed è bello sentire parlare una lingua diversa dall'italiano, ma anche accenti italiani differenti dal Veneto. Quindi sicuramente una risposta sotto il profilo turistico c'è e siamo molto propositivi e speranzosi per lo svolgersi di una ottima estate. Quindi il Covid 4 anni dopo ormai definitivamente alle spalle? Sì, anche perché abbiamo cominciato ad avere ormai in maniera in pianta stabile turisti americani, canadesi e anche dal Sudafrica, quindi è un aspetto che negli altri anni avevamo perso, ma adesso piano piano stanno ricominciando a prendere fiducia e a visitare il nostro paese. Ecco, a proposito dei dati, i dati ufficiali passano anche dai pernottamenti e dalla tassa di soggiorno. Su questo forse è il caso di fare una precisazione, Alberto. Sì, vero, purtroppo non tutti i comuni applicano la tassa di soggiorno, che comunque serve per implementare l'incoming turistico e fare promozione del territorio. Non tutti i comuni la stanno applicando, quindi potrebbe essere che un turista che soggiorna a Cassola non rientra nel database locale della tassa di soggiorno, ma questo dato viene registrato in seguito dalla regione. Quindi uno dei problemi che abbiamo adesso è di non sapere puntualmente in questo weekend quanti turisti soggiornano nel nostro territorio e questo è un po' un limite per lo sviluppo delle nostre piattaforme. Su questo poi si potrà agire. Noi intanto vi forniamo un dato empirico, cioè aver sentito alcuni turisti poco fa sul ponte di Bassano, dopodiché la linea può tornare allo studio. Già fatte le vacanze? Agosto ci aspettano le vacanze. Destinazione? Taranto, paese di città di origine. Abbiamo il mare lì, quindi ne approfittiamo. Agosto per motivi di ferie? Sì. Volendo si potrebbe andare anche adesso, ma ci vorrebbero anche i soldi, altrimenti non si va da nessuna parte. Da dove arrivate? Dalla Slovenia. Slovenia, da bene. Porto Rosa. La prima volta a Bassano? La prima volta, sì. Come mai avete scelto Bassano? Per vedere un po' la città. Il ponte è famoso, quindi... Ecco, allora siamo proprio sul ponte, che cosa dite? Bello, simpatica anche la città, parlavamo prima, ci sono molte persone, viva, quindi bello, anche il mercato, tutto quanto. Ogni anno veniamo qui a fare una scappatina così, tanto per vedere le novità che ci sono fatte sull'anno, insomma, sì. E le vacanze, quelle grandi, le fate ancora? Quelle lunghe? Sì, ma non qui, andiamo in Toscana noi
perché andiamo sul camping cielo verde con la roulotte, lì in mezzo alla natura c'è il parco della Maremma e si sta bene. Da dove viene, signora? Da Auxerre, in Francia. Però conosce già Bassano? Sì, ma da piccola io lo conosco, è bellissima. Io sono del Brasile, del Paraná, Brasile. Abito qua 6 anni. Da 6 anni? Da 6 anni. Ma sto portando qua amici miei del Brasile che loro fanno la vacanza qua e quello mio amico mio là, quell'altro là abita in Lago de Como. You're a tourist here in Bassano. Is the first time here? For me, yes, and for him, the second. Tomorrow, la via Carraresi, bicicletta. È la gita settimanale da Jesolo alla gita settimanale. Magari settimana prossima facciamo Venezia e così. Le vacanze sono perfette così. Noi veniamo da Livorno. È la prima volta? No, però così più particolareggiata è la prima volta. Abbiamo più tempo e quindi bellissima. Io avevo fatto il militare da queste parti, quindi ero già venuto. Adesso tornarci da turista in questi posti? Bellissimo. Ci vorrebbe una cinquantina d'anni di meno. Sono venuto a trovare un fratello di Naia. Abbiamo fatto il militare insieme e sono venuto a trovarlo. Quindi non è la prima volta che viene qui o la prima? No, non è la prima volta, sono già venuto altre volte, sono già venuto. Le vacanze lei, diciamo quelle più lunghe, dove le fa, quando? Le faccio a casa come volontario per il 118, in un'associazione di volontariato di Campi Bisenzio. Abbiamo un po' tirato il fiato con queste belle notizie, con le vacanze e l'aumento delle presenze turistiche nella nostra regione. Torneremo ad occuparcene, ma adesso ricominciamo con la cronaca che ci porta a Villafranca di Verona, dove un 55enne, Athos Colombo, è stato sottoposto ad un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Verona per l'omicidio del giostraio 75enne Alberto Fiori, avvenuto mercoledì sera a Villafranca. Il provvedimento cautelare è stato emesso nei confronti del 55enne residente nella stessa cittadina, che si è presentato al Comando Provinciale Carabinieri di Mantova insieme al suo legale e successivamente è stato trasferito nel carcere di Mantova. Sempre in relazione all'omicidio del 75enne, ieri al Comando Provinciale Carabinieri di Verona si sono presentati altri 2 uomini coinvolti negli eventi, un 32enne ed un 46enne, anche loro di Villafranca di Verona, congiunti dell'indagato, che sono stati sottoposti ad interrogatorio poiché indagati per lo stesso delitto. È stato vandalizzato il chiosco dell'Unione Sportiva Marosticense. Il DG lancia un appello agli autori. Vandali al chiosco dell'USD Marosticense, i soliti ignoti hanno scassinato le finestre di legno e una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro. Pesanti i danni e tanta l'amarezza del direttore generale dell'Unione Sportiva. Una bravata dei ragazzi che sicuramente non hanno colto quello che facciamo noi in questa società, in questa città, che è praticamente premiare i ragazzini, i bambini con l'attività del calcio che vengono a svolgere qui tutti i giorni, e i genitori d'appoggio vengono qui a portare servizio, a fare dei lavori nel chiosco per dare qualche bibita fresca ai bambini che si stanno allenando, e alcune persone invece non riescono a cogliere questo significato sociale e si divertono a realizzare queste cose che sono ovviamente spiacevoli e sgradevoli da vedere. Non si tratta di un caso isolato, già in altre circostanze i vandali erano entrati in azione, ma questa volta Zampierona ha deciso di denunciare l'accaduto ai carabinieri e sta pensando all'installazione di telecamere di videosorveglianza. Ci stiamo attivando insieme appunto alle forze dell'ordine e al comune, quindi è una sinergia, diciamo, tra tutti questi individui che ci porterà appunto a installare delle telecamere e a rendere più sicura l'area. Coglie anche l'occasione per lanciare un messaggio agli autori di questi atti vandalici che oltre ai danni hanno rubato anche panche e tavoli. Io mi rivolgo a queste persone, gli chiedo innanzitutto di riportare quello che hanno
abbiamo sottratto, quindi le tavole e le panche. Inoltre gli chiedo di venire qua, di spiegarci il motivo per cui sono stati spinti a fare questa cosa e di parlarne insieme. Noi anzi siamo ben propensi ad accettarli per svolgere anche qualche attività qui al campo, così capiscono un po' quante cose, quanto lavoro c'è dietro a una società così e che non vale la pena sicuramente rovinarlo con dei gesti così da poco. Era agli arresti domiciliari, ma continuava a spacciare il trentenne gambiano sorpreso dalla polizia di Padova nei pressi della stazione ferroviaria. Nuovo arresto per droga in via Tommaseo a Padova, a ridosso della stazione. Durante un servizio di controllo la polizia ha fermato un trentenne gambiano. Nonostante fosse agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti, il giovane, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, aveva in un portafoglio 20 grammi di marijuana e 10 di hashish pronti per essere venduti. Nonostante il tentativo di fuga, il gambiano è stato fermato e arrestato. Il questore ha anche avviato per il trentenne il procedimento di revoca del permesso di soggiorno. Da marzo a oggi la polizia di Padova ha identificato in via Tommaseo 355 persone. E il questore di Padova, Marco Dorisio, ha lanciato l'allarme. Troppi minorenni sono coinvolti nello spaccio di droga. Tutte le istituzioni sono chiamate a intervenire. Che siano minori non accompagnati stranieri, che siano ragazzini minorenni nostri, padovani, italiani, il dato da affrontare sicuramente, parliamo della devianza, quindi i minori che commettono reati, siamo nella fase della devianza. Noi dobbiamo aiutare questi ragazzi a uscire, no, dalla devianza, a rimettersi sulla retta via, quindi è importante cercare di intervenire dove? Nel creare dei percorsi alternativi a quelli devianti. Quindi è un impegno che va fatto, che noi già facciamo sul territorio con attività di prevenzione, vigilanza, controllo, anche con interventi, ripeto, in flagranza di reato che comportano anche l'arresto in flagranza. Siamo nella devianza, quindi dobbiamo intervenire per evitare derive ben più pericolose anche nell'interesse dello stesso ragazzo. Una crescita che spaventa quella dei minori fermati dalle forze dell'ordine per reati legati al mondo della droga. I casi dell'ultima settimana raccontano di giovani e giovanissimi coinvolti in traffici loschi, stranieri, italiani o minori non accompagnati. Non c'è un identikit, ma una varietà di profili che si legano allo spaccio di droga. Ognuno di noi deve sentirsi coinvolto e attore nel contrastare, ripeto, questo fenomeno in genere della delittuosità, ma soprattutto di reati in ambito di stupefacenti commessi dai minori. È importante la segnalazione, no, del cittadino, si parla di sicurezza partecipata e c'è ormai da anni questa applicazione UPOL della Polizia di Stato, dove appunto chiunque può segnalare, rimanendo appunto in anonimato, una situazione afferente un fatto reato. E proprio qui sul ponte di Brenta è arrivata questa segnalazione sull'applicativo UPOL, che è stata girata alla squadra mobile. Ripeto, siamo ancora nella devianza, però bisogna intervenire responsabilizzando e fargli comprendere che appunto proseguendo su questa via non avranno un futuro migliore. Ora parliamo del grave incidente sul lavoro di Galliera Veneta che aveva causato 4 feriti, altri 2 lavoratori dopo il primo dimesso sono stati considerati fuori pericolo dai sanitari. Rimane in gravissime condizioni all'ospedale Caffoncello di Treviso il 62enne di Fontaniva, l'operaio che per primo si era calato all'interno della cisterna presente alla SMV di via Galilei a Galliera Veneta per avviare le operazioni di pulizia lo scorso 3 giugno. Buone notizie invece arrivano per gli altri 2 feriti. Non è più in pericolo di vita il titolare dell'azienda, Walter Franco, 54 anni, di Cassola. Da alcuni giorni l'uomo, che era corso con un altro dipendente per prestare soccorso ai 2 lavoratori caduti all'interno, non è più ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova e tra una settimana potrebbe addirittura essere dimesso. Come per Walter Franco migliorano anche le condizioni del 47enne di Rosà, già uscito dalla rianimazione, così come era accaduto a 3 giorni dall'incidente per il secondo lavoratore residente sempre a Rosà.
Nel frattempo continuano le indagini della Procura di Padova, che dovranno cercare di capire come sia accaduto. Erano le 17:50 del 3 giugno quando il primo dipendente investito dai fumi della cisterna, che aveva appena aperto, si era calato all'interno, seguito prima da un collega che aveva visto la scena e si era precipitato per salvarlo, e poi dal titolare e da un secondo dipendente che erano a loro volta accorsi in aiuto. Solo le grida disperate di quest'ultimo, che avevano attirato i dipendenti della ditta vicina, avevano permesso di far scattare i soccorsi, impedendo che il bilancio del gravissimo incidente fosse addirittura peggiore. Si sono celebrati questa mattina nella chiesa di San Nicolò al Lido di Venezia i funerali della piccola Elettra, la bambina che è morta soffocata dal tappo di un dentifricio. Noi ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Filippo, a te e ai nostri telespettatori. Raccontaci un po', Lorenzo, c'è grande, naturalmente il Lido e non solo sono in lutto oggi. Sì, oggi è la giornata del lutto, come dicevi giustamente, si sono celebrati i funerali della piccola Elettra Piselli di appena 17 mesi, c'è stata, i funerali si sono conclusi da poco, c'è stata nella chiesa di San Nicolò davvero una grande partecipazione di gente che si sono stretti attorno ai genitori, ai parenti di Elettra, una celebrazione che, come ha ricordato il parroco di San Nicolò che ha presieduto la messa, Don Paolo Ferrazzo, è stata molto sobria anche nello stile di poche parole, perché come ha detto il celebrante, appunto, non ci sono parole umane che possono spiegare una tragedia di queste dimensioni, ci si affida un po' alla fede e al ricordo anche dell'affetto che Elettra ha saputo dare alla sua famiglia e anche in coloro che l'hanno ovviamente conosciuta. Infatti in chiesa c'erano tantissime mamme delle compagne di asilo di Elettra, una partecipazione davvero generale, il desiderio anche di poter fare qualcosa di concreto affinché queste tragedie non si ripetano o comunque che si riducano in maniera importante, per cui ci sono state annunciate così anche in questi giorni alcune iniziative che sono state fatte in memoria di Elettra, e anche ricordando il piccolo Mattia che di 8 anni, che è deceduto in un'altra tragedia qui al Lido lo scorso dicembre. È stata dedicata una stella da parte dell'Associazione del Planetario del Lido e di Venezia, una stella che tra virgolette porterà il nome di Elettra e brillerà in cielo. Oltre alla stella, le offerte che sono state raccolte oggi durante la messa per volontà anche della famiglia andranno a sostenere un'opera di carità nel territorio. Poi i palloncini che sono stati fatti volare in cielo colorati alla fine della messa come saluto dell'Elettra, e domani una manifestazione che si preannuncia molto partecipata per chiedere un potenziamento dei servizi sanitari. Ci sarà un ritrovo domani mattina alle 10 dal piazzale di Santa Maria Elisabetta, il centro dell'isola, e è stato pensato così dagli organizzatori di coinvolgere non solo gli adulti che rifletteranno sui temi della sanità. Ci sono anche 2 raccolte di firme e 2 petizioni che sono state lanciate in questi giorni per chiedere un pronto soccorso e non solo un punto di primo intervento, per chiedere comunque un rafforzamento dei servizi sanitari, e a questa mobilitazione saranno coinvolti anche i bambini che verranno scelti e fatti partecipe di alcuni laboratori a loro misura, quindi attraverso anche il gioco e i disegni, per ricordare proprio Elettra e Mattia, mentre gli adulti cercheranno di portare proposte concrete e fare in modo che da questo dolore incredibile possa nascere anche qualcosa di positivo per il territorio. Certo, grazie.
Grazie a Lorenzo Maier. Avete visto anche le immagini dei funerali che si sono celebrati pochissimo tempo fa, cioè per oramai poche ore fa al Lido di Venezia. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Trovati a Focus TG, adesso andiamo a Mestre, parliamo della strage dell'autobus precipitato dal cavalcavia a ottobre dell'anno scorso, perché la Procura di Venezia ha reso noto l'esito delle perizie. Dall'analisi che hanno fatto i tecnici risulta la rottura del giunto e quindi del sistema che appunto apporta il movimento dallo sterzo fino alle ruote. Questa rottura è legata alla rottura di un perno che all'interno del sistema collega il giunto. Sicuramente la rottura del giunto ha una causalità, sembrerebbe allo stato, con la situazione di difficile o di ingovernabilità del mezzo. A qualche mese dal deposito delle perizie e all'indomani del dissequestro del cavalcavia superiore, alla presenza del superperito Migliorino, la Procura ha reso noti i primi esiti sull'incidente che ha provocato la strage lo scorso 3 ottobre, quando il bus è precipitato provocando la morte di 22 persone. Si tratterebbe dunque di una rottura meccanica che avrebbe reso il mezzo ingovernabile, provocandone lo sbandamento verso destra. Già alcuni giorni dopo l'incidente, un ex dipendente della linea aveva denunciato ai nostri microfoni come questi mezzi presentassero problemi allo sterzo. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata. Si fa fatica. L'altra consulenza resa nota è quella che riguarda le barriere definite vetuste e inadeguate. Il consulente ha evidenziato che quelle barriere erano malorate, adesso si tratterà di capire e di vedere se questo è direttamente collegato alla fuoriuscita del mezzo oppure no. Escluso già da tempo un malore dell'autista che Erchi oggi ha confermato come Alberto Rizzotto non fosse al cellulare. È stato fatto analizzare il cellulare dell'autista e non risulta che l'autista lo abbia aperto nel periodo dalla partenza al momento dell'impatto. Il quadro degli indagati resta lo stesso, i 3 dirigenti comunali e l'amministratore delegato della linea. Abbiamo anche tutte le altre attività che erano state fatte nell'immediatezza e quindi la ricostruzione fattuale della polizia giudiziaria, quindi i controlli sul posto, le tracce di frenata, tutte queste attività. Va tutto messo a sistema poi da un punto di vista giuridico e quindi questa è l'attività che verrà fatta da ora in poi. Una tragedia che difficilmente si dimenticherà, momenti drammatici che in qualche modo sono stati rivissuti da chi in questi mesi ha indagato. Per questo il procuratore ha lanciato un messaggio alla stampa. La telecamera del mezzo ha ripreso i momenti dell'impatto e quindi i momenti in cui in qualche maniera si è capito, perché poi non tutti neanche l'avevano capito perché molti stavano sonnecchiando eccetera, che il mezzo stava cadendo, quindi è un video terribile che coinvolge anche i minori e di cui abbiamo segnalato la necessità di non pubblicazione. Sono sicuro che la stampa sul punto sarà adeguata a questa richiesta anche qualora dovesse venire in possesso del filmato che naturalmente è stato depositato come tutto il resto a tutti i difensori e a tutte le parti. E ora parliamo dell'ultimo saluto a Filippo Simeonato, morto solo a 18 anni. Siamo a Casale sul Sile, siamo tutti fragili e deboli, adesso è l'ora del silenzio, ha detto il parroco. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Sono le note di The Sound of Silence ad accompagnare Filippo Simeonato nell'ultimo suo viaggio. Silenzio fuori e dentro la chiesa, silenzio come quello invocato dal parroco per una giovane vita che se n'è andata troppo presto. È grande il dolore, siete in ricerca di un senso nuovo della vostra vita, che maledica tanti bei ricordi. Noi vogliamo custodire in silenzio, con rispetto,
questo dolore. È una vicenda che ha sconvolto un'intera comunità, quella di Filippo, trovato morto in casa il 12 giugno scorso in circostanze ancora tutte da chiarire. L'autopsia ha riscontrato solo che il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio, ma per conoscere le cause ci vorranno almeno 2 mesi. Il sospetto degli inquirenti è che il giovane, che stava attraversando un periodo di fragilità, avesse assunto alcol e farmaci. Tutte ipotesi. Quello che è certo è il dolore di una famiglia intera, di mamma Barbara che lo aveva trovato esanime, di papà Alessandro, della sorella Vanessa. Un viaggio breve, quello di Filippo, che viene raccontato attraverso le sue passioni, la storia e la musica. Suonava sempre con passione la sua chitarra, quelle passioni dei nostri giovani che si aprono al mondo e portano con sé tutta la loro forza e tutte le loro debolezze. Ma di fronte alla vita siamo tutti fragili, deboli. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. E un'altra notizia che ha lasciato tutti senza parole, la scomparsa all'età di 70 anni di Vera Slepoj. La nostra redazione l'aveva incontrata l'ultima volta l'8 giugno in quella che probabilmente è una delle sue ultime interviste. I cittadini vivono un momento sociale molto complesso, che non è solo un problema legato all'economia. Noi puntiamo troppo e spesso al problema economico, che sicuramente ha la sua importanza, perché la qualità della vita si basa anche sull'economia, sui servizi che un paese riesce a fornire, ma nello stesso tempo c'è come una sorta di percezione che i problemi che toccano veramente le famiglie italiane o il singolo individuo non venga percepito, come ad esempio la situazione delle città, la qualità di vita delle città. La voce tranquilla, lo sguardo lucido, ci aveva accolto nella sua casa padovana Vera Slepoj per un'analisi delle ultime elezioni proposta durante la maratona elettorale dal direttore del gruppo Media Nord-Est Luigi Bacialli. L'analisi dei bisogni dei cittadini, la era propria, non aveva mai temuto il confronto, spesso pungente. In questa occasione, ce lo aveva confessato, si era imposto a sobrietà. La sua voce libera è stata spenta all'improvviso, un malore se l'è portata via all'alba del primo giorno d'estate. Si trovava proprio a Padova. La corsa dei sanitari del 118 è stata vana. 70 anni compiuti lo scorso 3 maggio, Vera Slepoj era originaria di Portogruaro, nel Veneziano. A Padova si era laureata nel 1977 con una tesi sulla devianza e i meccanismi di controllo di una società attuale. Psicologa e psicoterapeuta, Vera Slepoj ha insegnato all'Università di Siena, è stata presidente della Federazione Italiana degli Psicologi. Numerose le sue pubblicazioni. Consigliere del Ministro delle Comunicazioni dal 2002 al 2006, a Padova era stata assessore alla cultura, musei e servizi sociali della provincia dal 1999 al 2004. Disincantato lo sguardo sulla politica attuale, spiegato nella sua ultima intervista, che suona come un suo lascito. È interessante il concetto di qui e ora, cioè facciamo le cose che ci riguardano adesso in questo momento, però si sa molto bene che c'è i progetti, cioè organizzare e gestire un paese, quindi una comunità ampia che è uno Stato, vuol dire che tu devi avere una visione a lungo termine, mentre si lavora, come ha detto lei, sulla risoluzione momentanea del problema, cioè chiudo un buco, ne apro un altro, non mi propongo il programma, anche perché molto spesso nel passato sono stati scelte di governi che hanno vacillato, che non avevano una durata certa. Questa visione anche del tempo in cui rimane un soggetto in carica o più soggetti in carica richiederebbe una grande riflessione, però c'è la paura che poi ci si innamori del potere e che ci sia troppo potere nelle mani di un singolo, quindi mentre in realtà quel singolo il potere ce l'ha sicuramente già. E ora andiamo a Trieste perché i silos con i migranti che dormono all'interno oramai è un ricordo. Si sono concluse le operazioni di sgombero.
Il silos è stato sgomberato, la struttura di via Flavio Gioia è vuota e sono già iniziati i lavori per alzare la rete metallica al fine di impedire d'ora in poi qualsiasi accesso. Di fatto si chiude un'epoca. Tutti si augurano che questa triste e lunga pagina di cronaca triestina rimanga solamente un ricordo. Le operazioni che hanno dato seguito all'ordinanza firmata dal sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sono iniziate alle 8 di questa mattina e si sono concluse in poche ore. Nessuna resistenza dei migranti, nessuna tensione. Sul posto la polizia con il reparto celere di Padova, la Polfer, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Protezione Civile e il personale di Coop Alleanza 3.0, proprietaria del silos. Dietro l'edificio i gazebo allestiti dalla Questura e Asugi per i controlli di identificazione e sanitari. Presenti anche gli operatori di varie associazioni, Linea d'Ombra, ICS, Caritas. C'erano anche gli interpreti per aiutare con la comunicazione. A tutti i migranti presenti questa mattina dentro la fatiscente struttura sono stati consegnati anche cibo e acqua. Sono 18 i migranti irregolari che erano presenti nel silos, che in tutto ospitava circa un centinaio di persone. Sono stati invitati a regolarizzare la propria posizione in questura, faranno richiesta di asilo. Gli altri migranti sono risultati in regola, gli è stato consegnato un braccialetto identificativo e hanno potuto accedere ai controlli sanitari. Tutte le persone sono risultate in buone condizioni di salute. Organizzato subito il trasporto tramite pullman e furgoni verso altri siti di accoglienza, come il campo scout di Prosecco e altre destinazioni in tutto il Friuli Venezia Giulia. Ma si deve mettere in moto subito anche la macchina dei trasferimenti per portare alcuni di questi migranti in altre regioni d'Italia. La polizia locale, già dal primo mattino, aveva provveduto alla chiusura della via di accesso al silos per permettere che tutte le operazioni avvenissero senza intoppi. Ci fermiamo un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati a Focus TG, saliamo sul Monte Grappa, i lupi sono scatenati, adesso è a rischio la popolazione di Caprioli. Lupi scatenati fra Altopiano e Grappa, dove si moltiplicano le predazioni. Nei giorni scorsi i selvatici hanno fatto razzia nelle malghe dei 7 comuni, mentre ora le segnalazioni arrivano da chi si occupa della fauna selvatica nel massiccio del Grappa. Secondo le informazioni raccolte nella zona di Ponte San Lorenzo, infatti, i branchi si sarebbero accaniti contro i caprioli, che in questo periodo stanno accudendo i piccoli e sono particolarmente vulnerabili. 2 femmine di capriolo sono state trovate sbranate assieme a un cucciolo, mentre un altro si è salvato per miracolo. Quest'ultimo, rimasto senza la mamma, continuava a piangere disperato in un pascolo ed è stato recuperato e portato in un centro specializzato per la cura della fauna selvatica. Una delle femmine divorate dai lupi era gravida e portava in grembo 2 piccoli. Gli esperti della zona sottolineano che a questo ritmo i caprioli spariranno dal Grappa, esattamente come è accaduto ai mufloni di Rubbio sull'Altopiano. Un impoverimento della fauna selvatica braccata ogni giorno dai lupi, che poi torneranno, suggeriscono gli addetti ai lavori, a dedicarsi al bestiame. Vacche, pecore, asini, cavalli degli allevatori della zona sono a rischio e le ultime predazioni lo confermano, tanto che c'è chi ha intenzione di chiudere la malga anzitempo per tornarsene a casa. Al momento le risposte che arrivano al territorio dalle istituzioni non convincono allevatori e agricoltori e neppure le associazioni venatorie. E il rischio è che si profili un'altra estate senza soluzioni per un problema che preoccupa cittadini e amministratori locali. E allora siamo quasi vicini all'esodo estivo e vediamo quali saranno le giornate da bollino rosso sulle nostre strade. Esodo estivo alle porte con CAV, concessione autostradale venete, che fornisce i dati delle vetture che transiteranno nelle giornate clou, ovvero 5.000 veicoli all'ora per carreggiata lungo il passante di Mestre, la tangenziale e il raccordo. Strade monitorate da sempre anche dagli agenti della Polstrada del Veneto. Attenzionate speciali perché da bollino rosso le giornate del 26 e 27 luglio, 2 e 3 agosto e ancora 9 e 10 agosto in direzione Trieste. Strade con il raccordo aeroportuale che normalmente possono ricevere un transito di 1.000-1.200 veicoli l'ora e non di più, e che invece riceveranno un transito maggiore pari a 5 volte tanto, con fenomeni di coda e rallentamenti, ma stavolta in direzione Milano per il controesodo previsto nel fine settimana del 17 e 18 agosto e ancora 25 e 26 agosto. Traffico intenso segnalato anche nei prossimi fine settimana con previsione di sole.
Di seguito i suggerimenti e le regole per un viaggio sicuro della Polstrada. Se siamo stati costretti a fermarci in corsia di emergenza e abbiamo necessità di intervenire, far intervenire i soccorsi, dobbiamo scendere dal veicolo, dal lato del passeggero, indossando il kit fluorescente, dobbiamo attivare le 4 frecce, dobbiamo mettere le ruote del nostro veicolo sterzate verso l'esterno della carreggiata ed ancora azionare il freno di stazionamento, il freno a mano. CAV inoltre anche quest'anno ripropone le iniziative di guida sicura che prevede dal 20 luglio al 18 agosto tra mezzanotte e le 5 di ogni sabato e domenica più il giorno di Ferragosto l'offerta di un caffè gratis ai viaggiatori che sceglieranno di effettuare una sosta nelle aree di servizio di Arino Est e Arino Ovest. E invece a Padova entrano nel vivo i cantieri del tram. Da lunedì previste nuove chiusure ed è corsa contro il tempo per riaprire le strade prima della ripartenza delle scuole a settembre. Il bollino su molte strade di Padova sarà rosso, ma nel futuro la città del Santo sarà green negli spostamenti con i collegamenti nord-sud, a cui si aggiungeranno quelli est-ovest grazie al sistema smart del tram. Entrano nel vivo la prossima settimana i cantieri del SIR 2 e del SIR 3. Ai lavori già aperti a Volta Barozzo, a partire dal ponte con i sensi alternati lungo via Piovese, si aggiungono i cantieri lungo via Tommaseo e in stazione che si sommano a quelli di via Gozzi. Attenzione a chi si muove lungo l'asse stazione-ospedale. Da lunedì sarà chiuso infatti il ponte Omizzolo. Per chi si muove in direzione ospedale dalla stazione la viabilità rimane invariata. Chi è diretto dalla stazione dovrà invece fare il giro lungo attraverso la Stanga. Nel periodo di chiusura del ponte è vietata anche la navigazione del Piovego nel tratto tra Ponte Omizzolo e le Porte Contarine. Previste deviazioni anche per alcuni autobus. Ed è stata inaugurata invece a Montebelluna la nuova ala del Centro Servizi per Anziani Umberto I, pronta ad accogliere 52 ospiti non autosufficienti. Al taglio del nastro della nuova ala dell'Umberto I insieme alle autorità c'era anche il signor Bruno, uno dei residenti più anziani del centro servizi di Montebelluna, che ha visto il cantiere per la riqualificazione in tutte le sue fasi, dall'avvio dell'intervento fino all'odierna inaugurazione. Dopo 41 mesi di progettazione e lavori, la nuova struttura da 2.710 metri quadri è pronta ad accogliere 52 ospiti non autosufficienti nelle sue 27 stanze. Questo progetto nasce dall'intento di creare una nuova casa funzionale, moderna, con degli spazi adeguati per consentire ai nostri anziani un ultimo tratto di vita con la massima qualità possibile. Un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro per la nuova ala disposta su 3 piani. Al piano terra il nucleo da 22 posti letto per persone non autosufficienti con Alzheimer e demenze. Al primo piano altri 30 posti letto per anziani non autosufficienti a prevalente compromissioni sanitarie a media grave. Gli ospiti avranno a disposizione anche un giardino esterno protetto dedicato con accesso diretto all'interno attraverso passaggi sicuri, privi di ostacoli o barriere architettoniche. È una generale riqualificazione del centro di servizi Umberto I che ha 112 posti letto, 100 diurno e servizio di co-housing. È un grande evento, è un grande momento per la comunità di Montebelluna e dintorni perché diamo ai nostri anziani un motivo di crescere, di andare sul nuovo, con ambienti nuovi, tecnologici e performanti. Emozionante il messaggio letto da Maria, una delle ospiti dell'Umberto I. E tra poco saremo in una casa dove siamo tutte le ore del giorno, la nostra giornata. C'è anche un giardino. E il progetto di riqualifica dell'area non si ferma qui. Stiamo trattando un po' con la regione per creare un parcheggio da condividere anche con l'ex ospedale che è qui vicino. Abbiamo poi dei progetti di aumentare gli alloggi per il co-housing. E adesso apriamo la pagina degli spettacoli, andiamo al Lido di Venezia per parlare della Mostra del Cinema che avrà come film di preapertura un capolavoro di Vittorio De Sica completamente restaurato.
L'oro di Napoli, uno dei capolavori del grande Vittorio De Sica del 1954, nella sua versione restaurata da Film Mauro di Aurelio De Laurentiis e da Cinecittà, sarà il film di preapertura alla 81esima Mostra del Cinema di Venezia. Verrà proiettato martedì 27 agosto in Sala d'Arsenal Lido alla vigilia dell'inaugurazione. Il direttore del festival, Roberto Barbera, ha voluto così rendere omaggio al regista a 50 anni dalla morte e fare il punto sui lavori in corso. Il Leonardo La Carriera, il primo per adesso deciso, è quello da Peter Weir, grandissimo autore che ha fatto pochi film ma tutti straordinari, e naturalmente verrà a ritirare il premio e sarà un bel ritorno di un autore che è stato un pochettino dimenticato negli ultimi anni. Selezione dei film e composizione delle varie giurie, questi i dossier più urgenti sul tavolo del direttore dopo lo sciopero dello scorso anno di divi e registi. Ci saranno meno film dagli studios, questo non vuol dire che non ci saranno film americani, perché ci sono molte produzioni indipendenti, anche consistenti, anche di grande peso, che comunque hanno potuto recuperare il tempo perso, quindi anche quest'anno ci saranno numerosi film americani e credo di grande interesse, di grande qualità. E il cinema italiano, così da queste prime battute, che momento sta attraversando? Il cinema italiano è rimasto un po' bloccato, come sapete, dal ritardo della pubblicazione dei decreti relativi al tax credit e ai finanziamenti pubblici destinati al cinema nazionale, quindi ci sono sicuramente meno film del solito. I grandi autori che hanno lavorato, hanno tutti prodotto film lo scorso anno, quest'anno naturalmente stanno preparando il nuovo film, quindi, però non vuol dire che non ci saranno film italiani e non vuol dire che non ci saranno film nazionali di qualità. E allora, con le parole di Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, intervistato da Lorenzo Maia, si chiude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e a seguire il telegiornale di Vicenza. Vi ricordo anche lunedì la lunga diretta elettorale con la quale seguiremo tutti i risultati dei ballottaggi nei comuni veneti al voto. Con questo per ora è tutto, nel ringraziarvi per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.